Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutti, buonasera oggi, allora buonasera Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera Omar, bentornati e siamo in partenza. Buonasera Omar. Ciao, bentornati allora, a tutti. Oggi è martedì 28 novembre, però sì. C'è qualcuno che ci può ascoltare anche il lunedì 27, perché c'è quella velocità, siccome stiamo andando molto veloci, che andiamo anche indietro col tempo. Quindi è una macchina del tempo. Esatto, la nostra mongolfiera purtroppo è fantastica la nostra mongolfiera. Ci sarà qualcuno che ci potrà ascoltare il 27 di novembre. Quindi le nostre linee sono super. Quindi ci allacciamo le cinture. Esatto, allacciamo le cinture e andiamo anche col primo brano, che è Viaggiare leggeri di Galileo. Grande, vai. Non ti dispiacere per me. Andando via, non da te ma da me. Da quelle facce finte, da quelle storie dipinte, dalle parole che corrodono. Mi piace e mi dispiace andare via. Mi piace e mi dispiace andare via. Segui l'istinto, scorda tutto, viaggia leggero ad ogni costo e cogli le occasioni che verranno. Pensare male di me è un viaggio dentro me, non c'entri te. Un saluto a casa e poche cose nella borsa. Il tempo non si compra e nessuno lo rimborsa. Mi piace e mi dispiace andare via. Mi piace e mi dispiace andare via. Segui l'istinto, scorda tutto,
viaggia leggero ad ogni costo e cogli le occasioni che verranno. Se vuoi un consiglio lascia tutto, viaggia leggero ad ogni costo e cogli le occasioni che verranno. E poi domani torna tutto come prima. Bene, finisce Viaggiare leggeri di Galileo e viaggiamo talmente leggeri che in un batterciglio ci troviamo a Genova. Aspetta, adesso hai i microfoni accesi. E ci troviamo a Genova e troviamo una nostra conoscenza, già stata ospite con Una noi. cara amica della nostra radio che è Angela Maltoni. È una maestra che insegna alle scuole elementari, in realtà fa 1,5 miliardi di altre cose, ma insomma noi... Insegna, scrive, fa di tutto, segue un blog. Angela, ci sei? Sì, ci sono, Eccoci buonasera. qua. Com'è l'aria a Genova? Mi sentite? Sì? Sì, bene. Dimmi. Com'è l'aria a Genova? Ti sentiamo più. C'è qualche problema di connessione qua. Io sarà che sono a Liegi, ma Genova non la sento. Non mi Genova. sentite? Adesso sì, vai e vieni. appena. È come l'alta marea, 6 ore cresce, 6 ore cala. Sì. Tutto concentrato alla velocità della luce, però. Certo. Allora proviamo a vedere se riusciamo ad ascoltare Angela. Io le avevo chiesto, perché di questi tempi purtroppo è un tema molto attuale, come si può parlare con dei bambini così piccoli della guerra, perché tra l'altro una volta magari era più facile tenerli a riparo, no? I bambini da certe cose, adesso è impossibile, nel senso... Tutte le case hanno, o quasi tutte hanno una televisione e qualunque momento in cui si accende la televisione si vedono macerie, morti e si vedono anche tanti bambini feriti, morti in braccio ai genitori. Quindi Angela, ci chiedevamo, è possibile parlare con i bambini in un modo che non sia traumatico? Sì, assolutamente direi. In realtà ne abbiamo parlato. Salta la connessione, mi dispiace, ma facciamo fatica a sentire le frasi intere. Forse a Genova non avete pagato la corrente. Abbiamo sentito un bro, fratello, sì. No. Proviamo a togliere, Omar, anche noi il video. Credo sia un problema di connessione di Angela, però ok, va bene. Oscuriamo le telecamere, vai. Mi sentite adesso? Adesso ma sì. Noi ti sentiamo a pezzi, prova a parlare, il problema è la tenuta. Mi sentite? Sì, quando dici mi sentite ti sentiamo, dopo che salta. Poi vedi, poi è rimasto baciami piccine. No, rimane il problema. Prova, dai, proviamo. Mi sentite? Sì. Prove tecniche di trasmissione. Sì. No, c'è ancora il problema. Angela, secondo me dovresti spegnere il computer e riattivarlo. Sì, perché probabilmente non è entrato in connessione bene. Ok, allora ci sentiamo fra un po'. Ok, allora possiamo andare al nostro seconda ospite che è già in linea. Eccola qui. E siamo con la nostra amica, anche lei una conoscenza della nostra radio, Flora Grassivaro. Grazie per essere tornata con noi.
Grazie a voi di avermi invitato, anche se questo mese è pieno di eventi perché è il mese un po' di sensibilizzazione contro la violenza alle donne. Mi ha fatto molto piacere risentirti, Rossella, e essere invitata anche alla vostra trasmissione. Purtroppo c'è sempre da tenere in considerazione questo e da sensibilizzare, perché gli ultimi eventi, si sa che cosa è successo, è una cosa atroce. E se guardiamo i dati del Viminale, li avevo preparati per una serata che dovevo fare verso metà novembre, erano già non aggiornati perché davano 102 donne vittime di femminicidio, mentre adesso ne abbiamo già 106, di cui più di 80 sono in famiglia, questi femminicidi, e 55 sono da parte di ex o del partner attuale. Quindi purtroppo la famiglia non è più un posto sicuro e la violenza è dilagante. Noi come Federazione delle Donne per la Pace del Mondo lavoriamo sempre nelle scuole, lavoriamo informando la cittadinanza con progetti anche a favore dell'empower femminile, però bisogna che ci sia la collaborazione di tutti, altrimenti questa escalation non finirà mai, perché la violenza poi non ha confini, non ha stati sociali, cioè si trova sia tra le persone più ambienti e tra quelle meno ambienti, insomma, cioè è trasversale. È vero che incide la cultura, la scolarizzazione, incide se le persone fanno uso di droga, di alcol, o se sono state vittime di violenza loro stesse, però si può trovare dappertutto, e quindi noi poniamo anche l'attenzione sui segnali che si possono trovare, e magari un occhio attento può capire insomma, e prendersi una riflessione magari sulla persona che sta frequentando, se una persona vuole tanto controllo su di te, se ti isola dai familiari o dagli amici, se mostra estrema gelosia o cerca di manipolarti, se ti ricatta, se ti umilia, ti svilisce, perché anche questo, cioè anche una donna che è continuamente svilita dal marito non è un buon segnale. Quindi noi sempre diciamo che un comportamento aggressivo non è mai amore. Il vero amore vuole il bene dell'altra persona, non vuole certo che la persona soffra o che sia un pupazzo nelle sue mani. Quindi questo... Sì, certo. Ascolta Flora, purtroppo credo che uno dei problemi sia che nessuna pensa, no, di essere in pericolo, cioè per quanto ci siano dei segnali, a meno che non siano eclatanti, purtroppo pensa che rientrino un po' nella normalità di un rapporto di coppia. Ascolta, quali sono le iniziative che avete messo in campo? Perché appunto dicevi c'è anche questa giornata, insomma, no? Il 25 di novembre, che è stata la giornata contro la violenza sulle donne. So che c'è stata una bella anche manifestazione a Padova, anche molto... Sì, c'è stata la manifestazione. Mentre c'era la manifestazione noi avevamo il banchetto informativo, il punto informativo anche, vicino a Piazza della Frutta. E quindi sì, noi avevamo questo punto informativo, abbiamo partecipato anche alle altre manifestazioni. Poi avevamo una serata, un pomeriggio veramente, con una mental coach e noi come Federazione delle Donne, e parlavamo un po' del valore della donna, perché la donna deve riprendersi un po' la conoscenza del proprio valore. Noi puntiamo sulla scolarizzazione, sull'empowerment, tutte queste robe qua, però se una donna non riesce a comprendere il proprio valore, la propria unicità e quanto preziosa è come persona non solo per se stessa ma anche verso l'umanità, e come anche ha una parte spirituale importantissima che non può essere disgregata e allontanata dalla parte fisica, se non comprende tutto questo è più difficile prendere coscienza di tutta la propria persona, insomma, tutto l'insieme della propria persona, e portare avanti un discorso di crescita personale.
E queste iniziative che avete fatto sono state partecipate? Cioè le donne Sì, ci sì, vengono? abbastanza partecipate. Le abbiamo fatte anche fuori Padova, una l'avevo fatta anche a Granzia, una l'ho fatta a Lavò. Sono state abbastanza partecipate, non ci possiamo lamentare. Non so, cioè non saprei dire se nell'insieme tutte queste cose che le associazioni offrono siano più accettate dalle persone di una certa età o dai giovani, perché magari la manifestazione è più dei giovani, però le conferenze sono più per le persone di una, non dico di una certa età, ma diciamo dai 40 in su, mentre il linguaggio nelle scuole che si propone con le varie sensibilizzazioni, i vari progetti è dedicato insomma ai ragazzi. Comunque, come dicevi tu prima, a volte è difficile accorgersi dei segnali perché si pensa appunto che la persona possa cambiare e proprio c'è un cliché per l'insorgere della violenza. Magari all'inizio la persona non si fa riconoscere, quindi, diciamo la persona violenta non si fa riconoscere, è molto gentile, eccetera. Poi quando ha una certa stabilità di rapporto incominciano a venire fuori tutte le sue problematiche, no? Quelle che dicevo io, il controllo sulla persona, la gelosia, la manipolazione, il continuo guardare il cellulare, il continuo osservare dov'è e voler sapere dov'è questa persona e soprattutto isolarla dagli altri, dagli affetti, dalle amicizie. Ma dopo questo, se la persona, se il partner, la donna, cerca un attimo di vivere normalmente la propria vita, avviene la parte più aggressiva, quindi sfocia nel culmine della violenza e dopo questo purtroppo c'è una fase cioè c'è come il pentimento, c'è una fase che chiamano honeymoon, cioè luna di miele, per cui il violento diventa come un agnellino, sempre gentilissimo, eccetera, per cui la donna si illude anche che sia finita questa storia violenta e ricomincia a fidarsi e poi è tutto un giro. Io ho una domanda per Flora, se posso interrompere, Sì, Rossella. amo. Perché hai parlato di un problema legato a una percezione dell'altro, ma quanto la cultura invece dell'ambiente, se vuoi, oltre che familiare, può incidere su questa cosa? Cioè è un problema anche culturale, oltre che familiare, secondo te? No, è sicuramente un problema culturale. Io parlavo della famiglia perché comunque nella famiglia si imparano le prime relazioni, quindi si impara, se la famiglia ha delle basi solide, dei valori, si impara a mediare, si impara a responsabilizzarsi, si impara a capire che non tutti hanno possono avere la stessa idea. Si impara anche a mettersi un attimo da parte quando un'altra persona ha più ragione, a scoprire che si può aver torto, insomma i genitori mediano un po' la situazione e devono essere anche come dire, degli esempi veri, cioè anche loro devono vivere questa una realtà così, altrimenti non sono replicabili come insegnamento. Certo, le parole da sole sì, restano sulla superficie, certo. Però è ovvio che non solo la famiglia, dopo ci deve essere una sinergia tra le famiglie, le agenzie educative, la scuola e le istituzioni. Cioè, se non c'è questa sinergia è un po' difficile. Anche, non so, anche la cultura che abbiamo di mercificare un po' la donna è ovvio che non aiuta. Negativamente. Toglierei un po'. No, molto, ma non è solo quello purtroppo. Ci sono tante cose che incidono, anche il non dare valore alla vita in generale, che sia uomo o donna. Se i giovani imparano a non dare troppo valore alla vita, è chiaro che sembra niente far del male a una persona, certo, che la deriva comincia poi a prendere in giro la persona, anche c'è il bullismo, ma c'è anche
l'adesione, no? certo. Anche Sì, quello che magari incide più sulle donne e quello può portare addirittura al suicidio, cioè ci sono tante cose. Va bene, Flora. Allora, purtroppo questi appuntamenti rischiano di essere un po' così, no? Momenti un po' rituali, appunto, come poi forse diremo ancora con un'altra ospite, in cui si tende un po', però sì, soluzioni a brevissimo chiaramente non ce ne sono, se non quelle dei segnali di allarme, dei numeri di soccorso, ma noi vorremmo fermarci molto prima, insomma, no? Dei segnali di allarme e prima di comporre il 15-20? 15-22. 15-22, ecco. Sì, io No. penso che il 15-22 sia quello da dare più, di più, insomma, da promuovere di più, perché essendo attivo 24 ore su 24 poi indirizza al primo centro antiviolenza più vicino, insomma. Quindi io do Però sempre ecco, 15-22. diciamo che sarebbe bello fermarsi molto prima, insomma, no? Sì, certo. Sì, però sapere che c'è per tante persone che non Certo. sanno da che parte sbattere la testa, e penso che siano situazioni durissime, veramente Certo. invivibili. Però ho visto che c'è stato il segnale, poi vi lascio il segnale positivo, cioè positivo, nel negativo c'è il positivo anche in mezzo, perché proprio a Viconovo, dove è successo, dove abitava Giulia, questa sera hanno dato la notizia che una donna presa a calci, strattonata dal marito, presa per il collo dal marito, è stata salvata da un gruppo di ragazzi. Per cui vuol dire che insomma un po' alla volta i ragazzi si abituano, sentono e che c'è una sensibilità diversa, certo. E si mobilitano. Ma che azioni di difesa può avere la donna? Non so, io sto pensando a quegli spray al peperoncino, non so se sono legali, non legali. Io non sono molto per gli spray al peperoncino, devo dire la verità, perché penso che non... Se un uomo ha queste cose purtroppo io non credo nel raptus, sono premeditate, sì. E quindi sono controllate. Si trova l'occasione purtroppo per arrivare laddove il vaccino non arriva, o il momento successivo, questo è vero. Certo, ci può essere l'esperienza fortunata in cui succede che qualcuno è nei paraggi, come in questo caso di stasera, e non arriva la violenza estrema, però c'è troppa premeditazione in tutto questo. Queste persone covano nel tempo questa rabbia e la sfogano con una lucidità terribile, anche se poi, che ne so, dopo viene fuori che hanno dei problemi psicologici, sì, li avranno anche, però insomma non hanno buona ragione. Non possiamo giustificare queste azioni. Non possiamo giustificare tutta questa violenza assurda. Quindi il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, tutti i giorni, non solo il 25 novembre. Sempre. Tutti i giorni. Sempre, esatto. Anzi, non dovrebbe esserci neanche un giorno, nel senso che la normalità dovrebbe essere che non c'è violenza, che no? non si parla di questa, certo. Non c'è violenza in assoluto, questo è vero. Grazie. Va bene, grazie Flora. Grazie a voi. Alla prossima, Flora. E buon lavoro per quello che fai e fate, insomma. Complimenti. Va bene. Grazie a voi, grazie dell'aiuto anche a diffondere i messaggi, quindi grazie mille. Prego, grazie a te. Ciao, alla prossima. Ciao. Ma ho camminato a lungo, controcorrente, come in un flusso di coscienza misto a loquacità. Rimango incastrato tra i nostri discorsi, con i rimorsi che non vanno via, come il tuo latte scaduto, il mio sentirmi perduto ad ogni passo.
ad ogni passo. Come trovare un equilibrio, per cercare una ragione ed avere un'opinione, per morire con coerenza. E albi lividi da raccontare, ore distesi a confrontarsi, caramelle per i tempi bui, nuovi teatri da visitare, mettersi a nudo, lasciarsi andare e poi concedersi senza riserve e risentire ancora l'odore sopra le mani, sotto la pelle, sotto la pelle. Come trovare un equilibrio, per cercare una ragione ed avere un'opinione, per morire con coerenza. Mi hai lasciato solo lividi, lividi, lividi. Mi hai lasciato solo lividi, lividi. Mi hai lasciato solo lividi, lividi, lividi. Mi hai lasciato solo lividi, lividi. Barbato, lividi a Radio Nostra. Vediamo un po' se il collegamento con Genova è stato ristabilito. Pronto, Angela? Ci sono? Mi Sì, ci sentite? sei. Ecco, sono tornata. A volte ritornano. Bene. Bene. Allora, stavamo cercando di capire come si fa a parlare con dei bambini piccoli, bambini della scuola primaria, prima ho detto elementare, mi viene da ridere, va bene, scusate, Ma no, della va scuola benissimo. primaria. Quella è vabbè. sempre, quella è sempre. Infatti. Come si fa a parlare con dei bambini così piccoli di guerra? Perché sono inevitabilmente, no, dicevamo, esposti alle immagini che arrivano in tutte le case. Ormai qua sono un paio di anni che la guerra è tornata in modo molto prepotente. E allora adesso ascoltiamo la maestra Angela su questo. In realtà sono loro che ne parlano, non siamo noi che dobbiamo introdurre l'argomento, perché sono spaventati da tutto ciò. Erano spaventatissimi, devo dire molto di più, dalla guerra in Ucraina. Forse perché la sentono vicina, la sentono e la sentivano vicina ai loro paesi di origine anche. Io ho bambini rumeni, ho bambini albanesi, per cui, come dire, i confini sono adiacenti. E hanno, soprattutto l'Albania, i loro genitori hanno vissuto la guerra, per cui nei racconti c'è un po' questo timore che possa accadere qualcosa in Europa. E recentissimamente, in seconda, abbiamo parlato della guerra in Israele e anche in questo caso non tutti, in realtà un numero piuttosto ridotto,
hanno detto che hanno visto qualcosa alla televisione, che ne hanno sentito parlare. Io solitamente l'approccio, ne parliamo, quando loro tirano fuori l'argomento sicuramente ne parliamo. Cerco sempre di avere a portata di mano dei libri adatti nella biblioteca di classe che posso leggere ad alta voce e per fargli capire più o meno, ecco, a grandi linee i perché della guerra, partendo ad esempio da quello che accade a loro, il litigio. Anche i bambini fanno la guerra talvolta, quando tra di loro accade qualcosa e si spintonano, magari alzano le mani, loro in qualche modo la chiamano la guerra. E i libri vengono sempre in aiuto, dicevo. Uno che mi piace moltissimo, ad esempio, è Il litigio. Il litigio è un libro di Baba Libri, edito da Baba Libri, che parla di due conigli che si litigano per la tana, ma che poi alla fine, come dire, di fronte alla volpe che li vuole mangiare, trovano un modo per mettersi d'accordo e per salvarsi la pelle. Per cui anche far capire ai bambini, come dire, che si ci deve impegnare, che insieme si riesce a trovare il modo per risolvere le cose. Nella realtà di tutti i giorni noi sappiamo che non è facile questa mediazione, però far capire anche e far crescere in loro la speranza che la pace possa dominare sulla guerra, secondo me è fondamentale. Altrimenti diventa estremamente difficile riuscire a farli crescere con l'idea che il bene possa vincere il male. Un altro libro che mi piace molto proporre ai bambini è, ad esempio, La guerra delle campane di Gianni Rodari. Grandissimo autore, i miei oramai familiarizzano con loro, lo uso fin dalla prima, e anche in questo caso per i piccini è veramente un libro di riferimento. Poi ce ne sono tutta una serie invece per bambini un po' più grandi, ad esempio il nemico di Davide Calì, in cui a un certo punto dentro la trincea da una parte c'è un uomo, dall'altra parte c'è un uomo, e sono curiosi l'uno di sapere come è fatto l'altro, di cosa sta pensando l'altro, e va avanti per un po' questa storia fino a che a un certo punto si accorgono che uno è il nemico dell'altro, ma se si scambiano il loro rifugio non si sa più quale dei due sia il vero nemico. Allora tutti siamo nemici di tutti, o tutti siamo amici di tutti. Ecco. Scusami, il titolo del libro? Il nemico di Davide Calì, molto bello anche quello. Un altro libro bellissimo, veramente bello, di Salani Editore, è La guerra, di José Jorge Letria. E questo è stato tradotto in italiano, è stato tradotto da Vivian Lamarck ed è una vera e propria poesia. Vi leggo un pezzettino piccolissimo che però a mio avviso fa capire quanto poi si possa riflettere con i bambini su questo fenomeno. La guerra non sa leggere, sa incendiare. La guerra irrompe, subdola e implacabile nella vita degli uomini, è figlia del rancore e dell'ambizione che ha il volto cupo delle angosce che ci tormentano. La guerra ci guarda tutti da vicino, anche se non lo vorremmo. Ecco perché un poeta e un illustratore hanno scritto questo grande libro. Un libro soprattutto un albo illustrato, quasi un silent book, scritto pochissimo, con pochissime frasi ma molto significative, tutto da leggere pagina dopo pagina, da osservare, veramente da studiare. E con questo ho lavorato con i bambini grandi, con i bambini in quinta, l'anno scorso, parlando di Ucraina, e con tutti i parallelismi poi alla seconda guerra mondiale, ad esempio. La guerra non sa leggere, sa incendiare, nel momento in cui il regime aveva bruciato i libri, per cui il bruciare la cultura in qualche modo li sensibilizza molto, li colpisce molto,
ma fa rendere conto che attraverso la conoscenza e la cultura si può in qualche modo, utopisticamente, diciamolo, da maestra che deve supportare un pensiero bambino, può sconfiggere la guerra, molto, molto utopisticamente. No, vabbè, però è molto importante che tu riesca a fare questo lavoro. Credo che sia molto bello il fatto che tu proponi un libro con pochissime parole, perché rende più attivi i bambini, no? Sono i bambini che devono costruire intorno. Sì, assolutamente. Poi ci sono libri come i Silent Book, ma anche questo che non lo è, che ha poche parole, in cui le immagini parlano. Io amo moltissimo proporre a loro gli albi illustrati soprattutto, perché oltre alle parole ci sono le immagini che sono sempre bellissime e che completano il testo in maniera veramente profonda. Perché leggere un'immagine tante volte li vediamo anche, io a volte, questo non sarebbe una cosa che si potrebbe fare, ma io a volte li scansiono delle pagine e li proietto. Non lo sente nessuno. Non lo dice nessuno, l'ho detto davanti a tutti, ma è una modalità che noi insegnanti usiamo, lo si proietta sulla LIM e si ci sofferma su quella che può essere la più significativa immagine di tutto il libro, perché lì emergono veramente poi tutte le domande, emergono talvolta i vissuti dei loro genitori, se ne parla e se ne riparla. Con i ragazzi grandi, mi è successo una volta sola in un laboratorio in università, perciò parliamo di ragazzi di 20, 22, 20, anche 25 anni, bellissimo laboratorio, abbiamo usato Immagina di essere in guerra, di Teller, per edito da Feltrinelli, un librino minuscolo in cui c'è tutto un immedesimarsi in qualche modo in questi personaggi e calarsi in una realtà di guerra, per cui la fuga, la paura, l'esilio, la sopravvivenza, la perdita dell'identità, il desiderio di tornare a casa, il chiedersi dov'è la casa, e qui entra in gioco anche poi tutto il discorso della migrazione, che va da sé sia con i grandi che con i piccoli, che alla guerra corrisponde poi la fuga, corrisponde la migrazione. E moltissimi bambini, soprattutto dell'est europeo, parlano, ma noi abbiamo a Genova abbiamo pochi bambini provenienti dall'Africa, parlano appunto dei genitori che sono fuggiti dai eventi bellici recenti degli ultimi 20 anni, 30 anni. Ecco. Per cui i racconti poi si mischiano, si fondono insieme e si riesce a portare avanti tutta una serie di relazioni molto profonde. I bambini sono molto profondi se sono stimolati in un certo modo. Grazie Angela, ci hai come al solito aperto molte finestre e abbiamo preso nota dei libri nei limiti del possibile, casomai poi ti chiederò ancora qualche assolutamente, titolo. molto volentieri. No, sono riuscito a parte uno a mettere tutte le copertine. Ma no, non soltanto tu Gianluigi. Angela, scusa, ma se vogliamo curiosare su questi titoli, tu hai pubblicato qualcosa, hai messo da qualche parte un elenco, possiamo andare a curiosare con calma? Assolutamente. Allora, di questi magari non ne ho citati molti, ma penso che prima o poi aggiornerò. Allora, io ho un blog, un sito, lo sto mettendo già adesso, www.angelamaltoni.com, dove parlo tanto di come impiego i libri nella didattica quotidiana. Ogni giorno la mia classe ascolta almeno una lettura ad alta voce, più quelle proposte dai bambini che adesso mi riempiono di loro proposte che vogliono sentire lette da me. Ottimo, vuol dire che funziona il meccanismo. Funziona. Perfetto. Quindi allora verremo tutti a curiosare sul tuo blog, Angela Maltoni. Grazie. Grazie per l'ispirazione. mille, complimenti. Grazie di questa opportunità, grazie molte. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Mi hanno detto in giro che ora hai frequentazioni migliori. Ti hanno
vista col vestito di Prada in centro sabato sera, con il cocktail e la facciata scema, con i fighetti della classe elevata. Ma cosa fai? Ma con chi stai? Come ti sei evoluta in fretta, usando poi come scale per arrivare prima in verità. Le chiavi del paradiso le hanno frequentazioni migliori. Dal figlio arrivi al padre, il politico, l'assessore, in limousine con i vetri oscurati, in compagnia delle mani migliori. Ma cosa fai? Ma con chi stai? Come ti sei evoluta in fretta, usando poi come scale per arrivare prima in verità. Quanto durerai? Quanto resisterai? Frequentazioni migliori. Ma cosa fai? Ma con chi stai? Come ti sei evoluta in fretta, usando poi come scale per arrivare prima in verità. Ma cosa fai? Ma con chi stai? Come ti sei evoluta in fretta, usando poi come scale per arrivare prima in verità. Frequentazioni migliori, Andrea Lupi, che abbiamo avuto 2 o 3 puntate fa qui con noi a Radio Nostra, mentre adesso torniamo, credo a Padova, no Rossella, con la nostra mongolfiera, non riesco a capire al buio. Ormai con questa velocità non sappiamo più Esatto. dove siamo finiti. E abbiamo con noi l'avvocata Aurora D'Agostino di Giuristi Democratici, fra le altre cose, anche lei fa un sacco di cose, e l'abbiamo chiamata in modo abbastanza ripetitivo sempre per parlare della ricorrenza, della giornata del 25 novembre, che è la giornata contro la violenza sulle donne, che è stata purtroppo di drammatica attualità quest'anno, e comunque i numeri sono ancora molto spaventosi, ecco. Allora, avvocata D'Agostino, dicevamo, fra i tanti problemi, perché sono veramente tantissimi, alcuni ci vorranno generazioni per risolverli forse c'è anche un'attenzione così superficiale, diciamo, da parte delle forze dell'ordine qualche volta. Allora, intanto grazie dell'invito, come al solito, intorno al 25 novembre, ma mi scuso anche per la voce e magari per qualche colpo di tosse, perché siamo tutti un po' influenzati, ma non particolarmente, insomma, comunque sono in grado di. Allora, io rispetto a questo tema che proponevi, cioè quello dell'attenzione da parte delle forze dell'ordine, eccetera, io credo che ci sia un problema grande. Il problema grande è che pur rendendosi conto del fatto che le forze dell'ordine, che ovviamente è difficile, hanno una quantità di oneri, voglio dire, di questioni da risolvere quotidianamente, sicuramente non indifferente,
è facile riscontrare, molto spesso si riscontra una scarsa attenzione, diciamo, soprattutto al tema della violenza sulle donne rispetto, come dire, alla necessità di un pronto intervento. Ecco, questo è il concetto di fondo. Molto spesso le segnalazioni che vengono fatte non hanno quel giusto peso e quella giusta attenzione. E dico quel giusto peso e quella giusta attenzione, e penso al caso della povera Giulia Cecchettin, perché se avete seguito un attimo la questione dal punto di vista della cronaca, la segnalazione c'era stata, il vicino di casa aveva chiamato, aveva detto: guardate, ho visto insomma una ragazza buttata a terra, picchiata, e poi salita in macchina, non aveva preso il numero di targa e non è stata mandata nessuna pattuglia, non è stato mandato nessuno in osservazione a cercare la macchina, a cercare, anche se non c'era il numero di targa, lui aveva descritto una macchina che era poi quella effettivamente con cui si è allontanato. Prima ha fatto quello che ha fatto e poi si è allontanato l'assassino, diciamolo, insomma, della Cecchettin, con tutti i sei mai, forse, poi vedremo come si difenderà, però insomma quello che in Germania quantomeno ha ammesso di aver ucciso Giulia Cecchettin. Poi vedremo cosa racconterà in Italia, tutte le garanzie processuali che vuoi, però insomma il concetto è questo. Il problema è la risposta dei carabinieri è stata sì, ma nello stesso tempo avevamo la segnalazione di una rissa e è un altro evento, insomma, e quindi siccome non c'era il numero di targhe, si era già allontanato, abbiamo dato priorità ad altre emergenze. Io credo che questo sia il problema, che quando c'è una segnalazione che riguarda una violenza su una donna, è quella la vera emergenza, è quella l'emergenza prioritaria, perché sappiamo che cosa vuol dire questo tipo di situazione per moltissime donne che purtroppo non hanno ricevuto adeguata protezione. Allora, è vero, ci sono tante emergenze, ci sono sicuramente molteplici doveri che hanno le forze dell'ordine, però io credo che quello di difendere le donne oggi sia veramente una priorità, perché le violenze che avvengono nei confronti delle donne, adesso il caso di Giulia è un po' particolare perché è il caso di una ragazza giovane con la violenza praticata da un altro giovane, però i casi di violenza sulle donne normalmente avvengono in ambito domestico, avvengono in ambito familiare, avvengono in ambiti nascosti, e io devo dire che la risposta media, e lo dico perché mi è successo più di una volta di dover chiedere alle forze dell'ordine una particolare attenzione per determinate situazioni, quindi banalmente ho detto sì, abbiamo il sospetto che questo soggetto che già aveva patteggiato la pena, aveva già la condanna, o aveva già la misura cautelare, o aveva già avuto precedenti, questo soggetto è ricomparso all'orizzonte, e quindi ritengo insomma che dovreste magari, se c'è la possibilità, mi rendo conto che non abbiamo prove, non ho ancora fatto niente, però ha già dei precedenti, magari non so se allungate la volante fin sotto casa di sta donna per vedere in orario notturno, magari per verificare, lo so che non è risolutivo perché probabilmente il violento non si palesa proprio nel momento in cui siete voi lì, però magari ecco può essere di aiuto, e la risposta è ovviamente no, avvocato, non si può perché non ha ancora fatto niente e non possiamo intervenire, non possiamo farci niente.
Io ho chiesto semplicemente una misura, come dire, di attenzione, no? Un'attenzione a una situazione che potrebbe diventare pericolosa. Il dramma è che invece non c'è questo tipo di attenzione e molto spesso si arriva tardi perché si aspetta che avvenga qualcosa. Che succeda, che la donna le abbia prese, che la donna abbia denunciato, eccetera, e quando vai a denunciare devi, tra virgolette, anche dargli le prove. Devi anche dire questo è successo, possono testimoniare questo, se non hai certificati medici perché le hai prese 10 volte ma non sei mai andato al pronto soccorso, magari perché per andare al pronto soccorso dovevi farti accompagnare da lui e non era proprio il caso, o cose di questo genere, ovviamente non hai come dire, la prova documentale di quella che è una continuità nel maltrattamento, nella violenza quotidiana, eccetera. Queste cose avvengono dentro casa mediamente, avvengono senza testimoni, avvengono in ambiti, e attenti, i violenti non sono tutti stupidi, non sono tutti stupidi, quindi sono anche in grado di gestirsi e sono anche molto spesso manipolatori, in grado di comprendere perfettamente e di non farsi notare all'esterno. I vicini di casa magari, come vediamo tante volte nei telegiornali, dicono ma no, era una famiglia tranquilla, normale, buongiorno, buonasera, mi parevano tanto brave persone, no? Questo è quello che verifichiamo tutti i giorni. Sono situazioni difficili, ma io credo che proprio per questo meritino una maggiore attenzione, una maggiore tempestività nell'intervento, un maggior livello di protezione. Nel dubbio io credo che comunque i carabinieri, tra scegliere una rissa e tra una rissa e una donna buttata a terra e pestata, avrebbero dovuto scegliere una donna pestata. Ecco, questo è il mio punto di vista. No, certo. Ascolta, poi anche invece quelli che hanno già fatto qualcosa e magari hanno il braccialetto elettronico, no? Ma che impedisce di avere suono? Scusa? Il braccialetto non ce l'hanno mai, ce l'hanno in gran pochi i braccialetti, perché i braccialetti è un po' una presa in giro. Io tutte le volte che ho visto dei provvedimenti con l'applicazione del braccialetto elettronico, poi il braccialetto non c'era, non era disponibile. Ce ne sono una quantità. Ce ne sono pochissimi. Ce ne sono pochissimi, poi magari non funzionano neanche tanto bene. Non funziona neanche tanto bene, oppure quando se ne liberano in qualche maniera o li danneggiano, magari la polizia poi arriva e questo dice no, ma me lo sono tolto perché dava le scariche elettriche, perché fumava, perché funzionava male, perché queste sono le cose che ho visto fino a questo momento. Io donne salvate dalla presenza del braccialetto elettronico, francamente, non ne ho viste, ecco. Ma anche perché è tanto vicino, cioè fra il momento in cui suona l'allarme sono poche centinaia di metri, quindi se anche suona l'allarme non fai in tempo ad arrivare. No, mi ricordo c'è stato un caso qualche mese fa di una signora che non l'aveva lei attivato il meccanismo per dentro casa e infatti dopo ci è rimasta, cioè uno dei 100 e qualcosa casi di quest'anno. Ma quindi quella non è, dici, comunque assolutamente. No, voglio dire, può essere anche è un ausilio dal punto di vista tecnico, però nella pratica non ho visto ancora nessuna applicazione positiva, francamente, nella mia esperienza personale, perché non c'erano proprio i braccialetti, oppure sì, in atti processuali ne ho visto di alcuni che avevano il braccialetto ma se lo sono anche tolto, ecco, per essere molto banali. E ovviamente poi hanno detto che c'erano le più varie scuse, però si trattava di situazioni veramente pesanti e di persone che erano agli arresti domiciliari, per capirsi, ecco. Quindi non
sul divieto di avvicinamento, per esempio. Ok. Vabbè, quindi insomma, in sintesi, l'importante sarebbe che le forze dell'ordine fossero più pronte a rispondere nei casi in cui vengano allertati dalla vittima stessa o anche da chi vede, da chi assiste, da chi ha il sentore. Sì, ma io credo che ci sia anche un problema a monte, oltre che a essere più pronti, anche di disponibilità e quindi di formazione anche per quanto riguarda le necessità di intervento e la tipologia di intervento anche che viene richiesto in casi di violenza contro le donne, perché devo dire che ci sono delle situazioni in cui ci sono delle squadre specializzate, per esempio dico banalmente a Padova c'è una squadra mobile e una squadra, chiamiamola anti-stalking, comunque insomma una squadra specializzata in materia di violenza di genere, di violenza sui minori, che è particolarmente attrezzata, formata, eccetera. Poi la realtà è che le donne non abitano in centro a Padova e non sempre gestisce la questura e la squadra mobile queste situazioni, ma sono magari in provincia, sono soprattutto le caserme dei carabinieri, dove adesso inizia a esserci anche di personale formato, anche nell'arma dei carabinieri, però diciamo che nella media sono meno formati, hanno avuto sicuramente meno possibilità, oltre al fatto che ci sono nelle forze dell'ordine, come in tutto il resto della società, una serie di meccanismi, di pregiudizi e di idee precostituite anche per quanto riguarda le situazioni familiari in cui non si riconosce la violenza sulle donne, ma si dice vabbè signora, via, adesso si è calmato, cercate di andare d'accordo, cercate di sistemare le cose, in fondo non è successo niente di grave perché insomma non ti ha tirato una coltellata, ti ha semplicemente spintonato, che ne so, ecco. Quindi ci sono dei gradi diversi, no, di percezione del problema, che ovviamente influiscono, perché una donna che... Una differenza, certo, purtroppo sì. Anch'io ho una domanda per l'avvocato Aurora, ma sono per fortuna diversi anni che se ne parla di questi problemi. Si è notato un calo, diciamo, dei numeri o il problema è sempre in aumento? Allora, questo è un bel match, perché la matematica non è un'opinione, però invece pare ci siano opinioni sulla matematica, perché proprio pochi giorni fa, adesso non chiedetemi la data perché in questi giorni è tutto molto concentrato. Poi noi andiamo alla velocità della luce, per cui non capiamo che giorno siamo, quindi non c'è problema. Il prefetto di Padova, per dire, ha fatto un intervento pubblico in un evento all'università che ha creato abbastanza confusione di discussione, perché ha sostenuto, in buona sostanza ha detto che i femminicidi sono in diminuzione, che i reali femminicidi sono 40, che è un numero che a me non risulta da nessuna parte, ma non importa. Io ho guardato i dati del Ministero dell'Interno al 20 novembre del 23 e parlano di 55 donne uccise da persone, compagni, insomma, familiari. Compagni, e quindi già di più, voglio dire, dei 40 ritenuti dal prefetto, 87 in ambito familiare affettivo. Allora io dico questo, non è che i femminicidi siano necessariamente e soltanto diciamo determinabili in base al rapporto affettivo, no? Con una persona, perché con questa logica, dico una banalità, ma Saman non sarebbe un femminicidio perché l'hanno ammazzata i familiari, però più femminicidio di quello di Saman qual è? Molto, o le donne colombiane
che vengono rapite, stuprate, uccise, da cui è nato tra l'altro tutto il lavoro e tutta la teoria sul femminicidio. Non sarebbero femminicidi quelli, perché non c'è nessun partner che ti ammazza, cioè c'è una situazione di violenza maschile sociale generalizzata che è, però quelli sono i femminicidi, o vogliamo discutere anche di questo? Quindi io non lo so, c'è una tendenza anche istituzionale a non riconoscere i dati reali, che a me preoccupa un po' in questo momento, perché dico, Madonna, proprio nel momento in cui la gente comincia a capire molto più chiaramente di cosa stiamo parlando, nel momento in cui la gente si spende anche finalmente tornando in piazza, soprattutto tanti giovani. Io devo dire che a Padova il lunedì scorso c'è stata una manifestazione oceanica in cui finalmente noi vecchie eravamo poche, finalmente eravamo veramente una minoranza, e c'erano migliaia, c'erano 15.000 persone, io dico che 14.500 erano giovani donne e giovani uomini, e questo io credo che sia un dato estremamente importante. Avere una risposta istituzionale che ti minimizza i dati è certo proprio in questo momento mi stupisce. Vabbè, diciamo che è coerente, no? Con un profilo drammatico della situazione. Con il governo che c'è e le scelte. Insomma, è una scelta, è evidentemente una scelta, perché fino a pochi giorni fa pareva che fosse un dramma, no? Lo dicevano, adesso che la gente va in piazza diventa no, i dati cambiano. Esatto. Sono quelle cose, le magie, tac. Però vabbè, queste sono tutte spiegazioni, bisognerebbe entrare nel loro retropensiero, cosa che a me risulta francamente un po' difficile. Non ci piace neanche tanto, ecco. Va bene, Va bene. Grazie mille. Grazie mille. Molto interessante, purtroppo drammatico. Ci sentiamo per l'8 marzo con Aurora. Sì. Con Aurora abbiamo le date fisse, 8 marzo, 25 novembre. Va bene, dai, speriamo che in mezzo ce ne siano altre di molto più belle. Ecco. Esatto. D'accordo. Grazie. Ciao. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Verso me. Ok. C'è un po' di prezzo. Son venuta a cercarti a casa, ma non ti ho trovata. Dove sei andata? Che fai scappi? Non ci metto molto, una lezione, uno schiaffo e poi tolgo il disturbo, quello ce l'hai tu mentale. Ti prego, ascoltami, fatti curare, che son bravi tutti a far credere le cose. Sono tardi, capisco che son tutte scusa, ho pensato dove potevi stare, da mamma all'uni oppure a casa al mare. Faccio un giro di quartiere, ogni tanto mi fermo, mangio una caramella, peccato che è caduta come te, troppo in basso, e per raccoglierla dovrei arrivare al tuo livello e coprirmi di bugie, ma sai che c'è, hai perso me, se mi hai voluto bene apprezzo, ma adesso mi fai un po' ribrezzo, e sai perché hai perso me, perché quando promettevamo incrociavi le dita nell'altra mano. Ho capito che tu da sola devi stare aspettando qualcuno da calpestare, che ti dica sempre sì e ti si sottometta. Peccato che io ti abbia capita troppo in fretta, tu ti sei bruciata, e meno male che ancora non ti ho trovata. Se ti prendo non so cosa potrei fare, infatti è meglio che io ti stia lontano. Tu dovrai scappare per capire com'è che la vita deve andare. Basta
sta giochi inizia un po' a pensare che non ce l'hai solo tu. Mia cara amica blu, blu dagli occhi, se ti prendo conviene che non mi rispondi, o ti copro di bugie, o ti copro di bugie. Ma sai che c'è, hai perso me, se mi hai voluto bene apprezzo, ma adesso mi fai un po' ribrezzo. E sai perché hai perso me? Perché quando promettevamo incrociavi le dita nell'altra mano. Parapapà. Alice Caronna, cara amica blu, vediamo se prossimamente possiamo averla nei nostri studi Alice, con l'ultimo suo brano è stato appunto Cara amica blu, ma adesso abbiamo un'altra nostra cara amica dalla Puglia, Cerignola, abbiamo la nostra Sara. Ciao Sara. Aspetta un attimo, il microfono adesso è acceso. Ho acceso in ritardo i microfoni vostri. A Ecco qua, Sara. Voltucello siamo arrivati Sì. laggiù, a proposito di Ciao a animali. tutti, ciao. Allora, con Sara parliamo abbiamo parlato adesso di donne, adesso parliamo di un altro problema. In questa settimana c'è stata anche una manifestazione a Roma a riguardo appunto la tutela degli animali. E ci sono questi santuario degli animali. Ci spieghi un attimino, Sara, cosa sono questi santuari degli animali? Allora, un santuario di animali liberi è un luogo dove qualsiasi tipo di animale, sia da compagnia, quindi classici cani, gatti, coniglietti, cricetini, eccetera, che normalmente abbiamo in casa, e gli animali che normalmente vengono considerati da reddito come mucche, pecore, cavalli, eccetera, hanno invece la stessa dignità, la stessa libertà di esprimersi, di vivere la propria vita in libertà, e non c'è differenza tra un animale da compagnia e un animale da reddito, tanto che nei santuari gli animali che vengono salvati non vengono in nessun modo acquistati e tantomeno poi venduti, non vengono usati per fare nulla, né latte, né uova, né carne, né derivati, nessun tipo, neanche la lana o il miele, nessun tipo di derivato da parte degli animali viene utilizzato né venduto, tantomeno. E chi gestisce questi luoghi è vegano. In pratica Cioè non mangia gli animali vivono. nessun altro tipo di derivato. Collegandomi con il discorso che stavate facendo prima con le vostre ospiti, vi posso dire che in un santuario è un avamposto d'amore e di resistenza contro tutte le forme di oppressioni, tanto che moltissime persone che fanno parte, gestiscono il santuario, sostengono i diritti per gli animali, sono anche femministe, fanno parte e lottano per i diritti degli esseri del queer, cioè quindi del mondo LGBTQ+, e quindi sono strettamente collegati, perché molte volte chi si batte per i diritti delle persone e degli esseri capisce che gli stessi diritti vengono tolti anche agli animali. Facciamo un esempio: una mucca nella sua vita dalla nascita è fortemente violentata, oppressa e sfruttata. Adesso c'è la fecondazione artificiale, che è una violenza a tutti gli effetti. Quando gli nasce il piccolo gli viene strappato via appena nato, quindi gli viene tolto il diritto di essere madre.
Dopodiché il latte che sarebbe destinato ai suoi piccoli viene invece utilizzato per noi uomini, perché noi ci arroghiamo il diritto di poterlo usare, e finiti i 3-4 anni di sfruttamento, quindi di nascite, mungiture, eccetera, viene portata al macello. E questa cosa succede a tutte le pecore, maiali, eccetera. Quindi c'è una forte connessione tra il mondo femminista e il mondo antispecista, che è quello che poi gestisce i santuari. Noi sabato eravamo in piazza a Roma, perché ci sono state anche per quanto riguarda il mondo dei santuari delle prevaricazioni dei diritti, anche in maniera forzata. Quindi siamo scesi in piazza per difendere questi diritti e richiedere nuove leggi per sostenere questi rifugi. In che senso? Spiegaci un po' meglio, in che senso? Nel senso che noi i santuari a marzo sono stati riconosciuti come luoghi differenti da qualsiasi fattoria didattica, zoo, circhi, eccetera, dove vengono invece usati gli animali. Però è un diritto sulla carta. Concretamente i santuari vengono ancora trattati come allevamenti, in cui gli animali hanno una marca auricolare, quindi sapete quegli orecchini che vedete normalmente nelle orecchie delle mucche e delle pecore, e hanno un registro di carico e scarico, quindi di animali in arrivo e di animali in uscita. Ovviamente nel nostro caso è solo per malattie morte naturale, non perché vanno al macello, e chi entra è perché è stato salvato, molte volte anche con l'aiuto di Guardia Forestale, Guardia Zoofila e altri enti che si occupano del recupero e salvaguardia degli animali. Solo che adesso, per esempio, con il caso della peste suina, che sta un po' investendo tutto il nord Italia soprattutto, ma è presente in Italia da tantissimi anni, iniziato in Sardegna, poi si è diffuso nel nord Italia, questa peste suina porta una mortalità del 90% dei maiali. Esatto, è altissima. Ovviamente si diffonde prima tra gli animali selvatici, quindi tra i cinghiali, poi cani, animali e uomo che vengono a contatto con questi animali selvatici e i loro, scusate il termine, escrementi, ma noi nei rifugi e chi tratta con gli animali spesso ha a che fare con escrementi. Certo, con la pulizia dell'ambiente, chiaro, Esatto. chiaro. Porta questi batteri all'interno degli allevamenti o dei rifugi e lì si propaga questo virus che uccide in breve tempo dei maiali. È stato studiato che questa peste suina non è contagiosa per gli uomini, quindi non c'è una zoonosi con l'uomo, però cosa succede? Che questa carne infetta non può essere venduta e quindi per quanto riguarda gli allevamenti c'è una grande perdita economica. Noi che non siamo allevamenti, ma siamo rifugi dove gli animali non vengono né mangiati né usati, noi chiedevamo di essere trattati differentemente. Quindi prima di fare un abbattimento preventivo, che è quello che prevede la legge, se c'è un caso solo di peste suina, si prevede l'abbattimento preventivo di tutto l'intero allevamento e degli allevamenti nei 10 chilometri di raggio. Limitrofi, ok. In Lombardia nel mese di settembre sono state abbattute quasi 44.000 capi di maiali. Sono tantissimi. Perché nella zona dove è successa di Sairano, eccetera, c'è il più grande concentramento di allevamento di maiali. Dove? Non ho capito. A Sairano, vicino in Lombardia, vicino a Pavia, è una delle zone più con un concentramento di allevamenti. Sì, per il prosciutto. Esatto, di maiali, eccetera. E quindi cosa è successo? Che in questa zona c'era anche un santuario che si chiama Santuario Progetti Cuori Liberi, che aveva dei maiali che già iniziavano ad avere dei problemi perché la peste suina era riuscita attraverso camion, mezzi che portano paglia, eccetera, a entrare in questo luogo e purtroppo i maiali anche presenti in questo santuario avevano iniziato a morire. Noi chiedevamo come attivisti che questi animali potessero essere trattati in maniera più
dignitosa, cioè fare delle analisi o comunque procedere alla soppressione nel caso di dolore e di ovviamente problemi, come si fa con un cane o un gatto, no? Se voi avete un cane o un gatto in casa che non sta bene, non si può più curare, si va dal veterinario e il veterinario provvede ad addormentarlo in maniera dolce, non certo in maniera violenta o nelle camere a gas come è stato fatto con gli altri maiali. Invece per la legge italiana, che non vede differenze tra noi e gli allevamenti in pratica, voleva fare attuare la stessa cosa. Ah, Quindi, ok, capito. noi ci siamo opposti a questa cosa. Adesso stiamo chiedendo, purtroppo è successo, sono entrati con la forza, hanno picchiato delle persone che si opponevano a questa cosa, anche in maniera molto violenta, e sono entrati e hanno ucciso in maniera non certo dignitosa questi maiali che erano rimasti in vita. Sabato a Roma e il 7 ottobre anche a Milano, dove c'è stata anche un'altra grande manifestazione. A Milano eravamo quasi 10.000 persone, a Roma 7.000, però insomma non eravamo in pochi. Chiedevamo di essere intanto ascoltati, infatti poi stiamo avendo delle sedute anche in Parlamento, ci stanno iniziando ad ascoltare i nostri diritti, c'è la rete dei santuari liberi con gli avvocati che si sta comunque mostrando e sta portando avanti un'azione anche a livello di avvocati, di giudiziari, eccetera. Stiamo chiedendo di essere riconosciuti appunto anche concretamente come santuari, di avere un protocollo in caso di epidemie specifico per noi, di avere cliniche e veterinari formati per i santuari. Voi immaginate, noi i veterinari che normalmente si trovano sul territorio italiano sono quelli o che curano gli animali domestici, quindi cani e gatti, oppure sono quelli che vanno negli allevamenti. Quindi un veterinario che cura una mucca, una pecora o un maiale non ha mai visto un maiale di 10 anni, di 12 anni o di 15 anni. L'hanno visto massimo fino ai 3-4 anni di età. Quindi quando entrano nei santuari e si trovano avanti dei maiali anziani che hanno 15-20 anni con l'artrosi, la cataratta, tutti i problemi che possono avere anche i nostri cani, no? O i nostri gatti, ovviamente non sanno. Non sono preparati. Non sono preparati perché non si studia, quindi noi stiamo chiedendo di avere dei veterinari formati per questi nostri animali, delle cliniche adatte. Voi immaginate fare una radiografia a un cavallo, un maiale, una mucca, non è certo come fare una radiografia a un cagnolino o un gattino, o fare una fasciatura perché si è rotto una gamba o qualsiasi altro intervento va fatto. È molto più oneroso, molto più difficile, ci sono gli animali come i bovini e i ruminanti che non tollerano bene le anestesie, quindi vanno trattati in maniera differente. Tutto questo al momento non c'è. E l'altra richiesta che stiamo facendo è di non usare più le marche auricolari per i nostri animali, Quello è terribile, sì. i microchip. Ma i microchip come si usano per i cani e i gatti? Quindi Col collare. Col collare o il microchip sottocutaneo, il collare si può staccare, si può perdere. Il microchip sottocutaneo, come si fa con i cani e i gatti, che con uno scanner si legge, in cui si identifica l'animale, la vaccinazione, la sterilizzazione, tutte le cure che sono state fatte. Sì, tutti i dati inseriti, chiaro, che servono. E che quell'animale soprattutto non è destinato al consumo né umano, né per i derivati, né della carne. Ascolta Sara, io avrei 2 milioni di domande, infatti magari ci risentiamo perché scopro oggi un sacco di cose. Ma intanto ti volevo chiedere, vanno d'accordo tutta questa gente che avete? Vanno d'accordo fra loro? Questa barca di Noè. Noi li chiamiamo i nostri rifugiati perché animali molte volte viene usato in termini anche dispregiativo, vengono considerati solo i cani e i gatti con animali, non tutti gli altri. No, vanno molto d'accordo perché comunque una volta che entrano in un ambiente, la parola santuario che voi normalmente collocate in ambito religioso, no? Si sente santuario spirituale. Sì, esatto.
Santuario vuol dire luogo dove il divino si manifesta, cioè immaginate che è visto come un paradiso terrestre, no? Come doveva essere una volta un paradiso terrestre. Tutti gli esseri, umani e non umani, vivono in armonia. E vi posso garantire che una volta che entrano in questi luoghi dove veramente non sentono la paura, non sentono la violenza, non avvertono che nessuno gli vuole fare del male, che nessuno gli porterà via i propri piccoli, anche se noi ovviamente sterilizziamo, però capita che prima di arrivare nel santuario stiano incinta, o capita che sviste prima di riuscire a sterilizzarli tutti quanti nascano piccoli, e hanno la possibilità le mamme di vivere a contatto con i loro piccoli, cosa che non è mai successa. Tutta questa armonia che si vive, si respira, e lo sente anche chi ci viene a trovare. Chi viene a trovarci dice che in questi luoghi c'è un'energia particolare. Ma guarda, perché l'energia che trasmetti nel solo raccontarlo è qualcosa di pazzesco. Rossella in questi 2 secondi fa ti diceva che scopre molte cose a cui non siamo abituati a pensare, ma io anche, perché sono peggio anche di lei e meno sensibile. Io odio solo le zanzare, però tutto il resto va bene. servono anche loro, però posso dirti Hai che ragione. anche i vegani sulle zanzare si dividono. C'è Lottano. Perfino qualche vegano non ama molto le zanzare, bene, siamo contenti. Questa cosa che voi dite, noi ovviamente la maggior parte dei vegani e degli antispecisti e chi gestisce i santuari è stato onnivoro, ha avuto una vita normale, come io e mio marito che gestiamo questo santuario. Prima di venire qui vi racconto magari brevemente, così per capire come uno arriva a gestire un santuario. Non è che uno si alza la mattina, molte volte dice mi apro un santuario. È raro che succede così. Di solito ci sono delle storie o di ex allevamenti, quindi poi capiscono come funziona il sistema e cambiano. Invece per quanto riguarda io e mio marito, avevamo prima una vita proprio normalissima. Lavoravamo dalla mattina alla sera per pagare un mutuo, un figlio che andava a scuola, correvamo dalla mattina alla sera come si fa sempre, per pagare tutto, eccetera, finché una serie di avvenimenti ci hanno messo a dura prova, soprattutto a livello interiore, quindi abbiamo iniziato a valutare quali fossero veramente le cose essenziali, necessarie della vita, e la cosa principale è il tempo. Il tempo non si può comprare né recuperare, e quindi molte volte noi lo sprechiamo, non lo viviamo bene, e noi ci siamo accorti che stavamo facendo questa cosa qui. Noi ci siamo arrivati anche dopo 3 eventi, quando la morte di mio padre, molto giovane per un tumore, un incidente molto grave di mio marito che ha quasi rischiato la vita, e mio suocero, che è nonno Peppino, da cui prende nome il nostro santuario, la fattoria, insomma, sì. Che aveva salvato 2 cavalli, cioè una cavalla e una pony che stavano andando al macello, e li aveva portati sul suo terreno. Anche mio suocero scopre di avere il morbo di Crohn, che è un'infezione grave nell'intestino, e non può seguire più il suo lavoro e questi animali. Quando Vito, mio marito, esce dall'ospedale dopo questo incidente grave che ha avuto, diciamo di vendere tutto quello che ci avevamo in città, la nostra casa, eccetera, e di cambiare vita, proprio stile di vita, di venire a vivere in campagna per vivere più a contatto con la natura, di riprendere quella che adesso viene chiamata la decrescita felice, quindi ritornare un po' alle origini. Noi eravamo onnivori e uno dei nostri pensieri era, oltre a farci l'orto, mangiarci le nostre galline, mangiarci i nostri animali, quello che si faceva. E lì vi siete un po' entrati in gioco. Il problema è che è facile andare al supermercato e trovare il petto di pollo già preparato. Neanche una forma animale, se ci pensate, quello già tagliato a fettine. Certo. Sì, esatto, non lo vedi come un animale. Le crocchette di pollo che trovi nei cartoni di polistirolo ormai sembrano patatine, quindi neanche. No, lì lasciamo stare quello che c'è dentro, perché poi... Ok. Un altro tema. A proposito di forma, ecco, giusto lì mi fermavo. Comunque sì, è facile acquistare cibo già ucciso per noi e invece farselo da sé.
Quindi prendere Ginetta, la gallina, e tirargli il collo per noi non è stato certo. fattibile. Guarda, E questa parole cosa ci ha sante, mandato sì. in tilt. Ci ha mandato in tilt, ci ha fatto sentire ipocriti e di lì abbiamo deciso che o lo facevamo noi o non avremmo più pagato nessuno per farlo per noi. Da lì sono iniziate ad arrivare richieste da parte anche di prima rifugi per cani e gatti, poi ci hanno iniziato a conoscere e quindi anche la Guardia Forestale e la Guardia Zoofila ci hanno iniziato a dire: abbiamo trovato 2 caprette, potete prenderle, Certo, da lì insomma. sono arrivati altri animali e questa cosa ci ha fatto capire quello che noi volevamo fare e diventare, perché poi ci siamo informati, anche noi abbiamo capito che cos'era un santuario, cosa bisognava fare per diventare un santuario, finché non lo siamo diventati. C'è proprio un sistema da quando noi siamo bambini. Se prima c'era la signora che parlava di libri illustrati per i bambini, se voi prendete qualsiasi libro illustrato che parla di fattorie e animali, danno un'immagine distorta, un'immagine che non esiste più, di queste fattorie felici dove gli animaletti stanno con la propria mamma, tutti felici, tutti all'aria aperta. Non è vero, solo che noi cresciamo e cresciamo i nostri figli in queste convinzioni. Infatti poi quando noi lavoriamo con le scuole, vengono i bambini da noi, vedono finalmente quello che hanno visto sui libri di bambini e dicono: allora è così, e dico no, è così qui da noi. Perché se tu vai in un allevamento, ovviamente con i bambini parliamo in maniera molto più dolce e cerchiamo di far capire l'empatia degli animali, che non c'è nessuna differenza tra gli animali, non andiamo certo negli argomenti più truculenti, truzzi, diciamo così, però i bambini capiscono che c'è differenza tra cos'è un santuario e invece un allevamento, perché sono magari a volte andati anche a vedere dove fanno il latte, la mozzarella, eccetera, e hanno visto gli animali che con loro si comportano diversamente. Noi abbiamo bambini che dicono: ma scusa, ma perché questa mucca non ha paura, si avvicina? Perché questa pecora viene a cercare le coccole? Perché questo agnellino, anche se noi andiamo dentro il recinto, non scappa? Perché i nostri animali non hanno nessuna sensazione di pericolo. Non Sara, l'avvertono. ti dobbiamo rinvitare perché vogliamo approfittare di questa tua passione che trasmetti in maniera così eclatante. Posso solo dire una cosa? Certo, anche perché parleremo... Nessun tipo di pensionamento e quindi viviamo di donazioni e di Certo, sostegno. Se esatto. potete aiutarli e sostenerci. E come, dove ti troviamo? Allora, abbiamo sia la pagina Instagram, Facebook, il sito, quindi se andate su sì, io l'ho tutti già i messo, social, ci ho messo l'indirizzo Abbiamo l'indirizzo web del vostro sito, ho già mostrato un po' il sito, ho visto che ci sono le ricette molto buone, noi abbiamo già fatto la nocciolata, l'abbiamo già provata. E sì, aiutate, hanno anche il 5 per 1000, avete anche il 5 per 1000, quindi ci sono vari modi per aiutare la fattoria di nonno Peppino. Va bene, se Grazie passiamo da quelle mille, parti Sara. veniamo a fare un salto sicuramente, è che siete un po' distantini da noi, anche se con la nostra mongolfiera possiamo arrivare. Vabbè, dai, va con bene, la tecnologia Sara. Adesso su Zoom, magari ci vediamo in un'altra Ci occasione. riaggiorniamo, Sara, che approfondiamo esatto. altri aspetti. va benissimo. Grazie Bene. mille. Grazie Grazie a mille. Grazie e in bocca al lupo a tutti, al marito Vito, eccetera. Sì. Va bene. Condannare il patriarcato con la foto del tuo culo si può fare, è naturale. Poi accusi i consumisti sul tuo Twitter con il nuovo cellulare, è naturale. Tu pulisci la coscienza con €1 regalato a quel ragazzo fuori dal supermercato, per poi trovarti con gli amici del calcetto in quel locale, metti i soldi tra le tette, ti senti più maschio che domina il suo tempo, è naturale. Bla bla bla, chi ha più potere, bla bla bla, l'uomo d'affari, bla bla bla, sono i danari.
Ah, sei sensibile e ti commuovi spesso per la foto del tuo cane. È naturale, dimenticando il terzo mondo e i suoi bambini che si spengono e la fame. È naturale, come la fame di attenzioni dentro un'isola, i famosi cimitero di celebrità scadute. Dagli interessi fioriscono le regole, le vostre leggi traducono le chiacchiere. Natura bla 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 bla. Ti muore il nonno, corri a scriverlo su Facebook. È naturale, ma che dolore. In settimana sei biologico, lo yoga, in discoteca bevi il male. È naturale. Ci ho provato ma non riesco a digerire le cazzate sull'Italia come una nazione unita. Il Sud Italia vive ancora con gli scarti di una storia mai saputa. Ah, bla 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 bla. Del mondo che non fa per me. Io stasera ti porto a ballare sul tetto del mondo più sporco che c'è. È naturale, tra pagliaccio e cantautore resta un limite ogni giorno più sottile. È naturale, c'è la guerra dei mi piace ed io l'ho persa prima ancora di iniziare a scrivere per stare bene. Bla 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 bla. Bla bla, è diplomatico il collettivo Nincolanco qui a Radio Nostra. Stiamo ancora discutendo con Sara nella nostra mongolfiera. Ci sentiremo ancora, Sara, più avanti, perché ci sono molte cose interessanti che ci hai detto, che è giusto anche dirle e ripetere, che la gente prende un po' coscienza delle cose. E ora, Rossella, noi con Ora abbiamo il solito messaggio nella bottiglia da parte di Sami, che Esatto. sta a Khan Yunis, a Gaza, e ci racconta un po' la situazione dopo quella che finalmente è una tregua che è stata invocata da tantissime parti. E volevo soltanto fare un brevissimo, spiegare molto velocemente, perché magari lui dice più volte la parola Nakba. Ecco, volevo ricordare, perché magari potrebbe anche non averlo presente, che si riferisce alla grande fuga che c'è stata nel 1948, quando è stato dichiarato lo Stato di Israele, improvvisamente su un territorio che però non era vuoto, ci abitavano appunto i palestinesi. E sono scappati. E Nakba vuol dire più o meno catastrofe, così insomma l'hanno definita i palestinesi. Circa 800-900 mila persone sono scappate all'improvviso, lasciando le case, le terre, gli uliveti, i mandorletti, gli aranceti. Non è neppure vero, e questo è veramente una cosa che mi fa un po' arrabbiare in questi giorni, sentir dire che prima c'era il deserto e poi sono arrivati quelli bravi che sapevano coltivare. Erano esportatori palestinesi di arance in tutto il Mediterraneo, erano famose, basta prendere qualunque documento dell'epoca e si vedono anche le foto, per esempio, del porto dove vengono caricate sulle navi questi agrumi. Allora, quando fuggirono, l'idea era di fuggire per pochi giorni. Sicuramente la comunità internazionale sarebbe
intervenuta, sicuramente l'ONU avrebbe risistemato le cose, sicuramente gli altri paesi arabi avrebbero aiutato i palestinesi, ed è così che i campi profughi che sono stati aperti proprio dalle Nazioni Unite nel 1948 sono ancora lì. All'inizio erano delle tende, poi hanno cominciato le Nazioni Unite a fornire delle strutture di lamiera, poi hanno cominciato a suggerire che davano i finanziamenti per costruire degli edifici di mattoni. I palestinesi per molto tempo si sono rifiutati, perché voleva dire accettare di vivere per sempre in un campo profughi, e quindi invece l'idea che fosse una cosa provvisoria poteva voler dire che si tornava alla propria casa, e questo non è successo. Questi campi profughi si sono sviluppati in altezza, ed è abbastanza agghiacciante ricordare che è la stessa cosa che è successa ai ghetti ebraici in Europa, no? Quando da un certo momento in poi gli ebrei nelle varie città europee, anche a Venezia, anche a Padova, anche in tante altre città europee, a Praga, in tantissime città, hanno cominciato a essere chiusi dentro a un certo quartiere, e quindi non c'era posto per costruire altre abitazioni, quindi le case si sviluppavano in altezza, e allo stesso modo nei campi profughi, insomma, gli edifici si sono sviluppati in altezza. Ecco. Quindi la Nakba è quella che per i palestinesi è la catastrofe. L'entrata di Aida Camp, che è uno dei tanti campi rifugiati, ha una enorme chiave sulla porta, sull'arco di entrata, che sta proprio a significare il desiderio di ritornare, e tantissimi palestinesi si tramandano di generazione in generazione, perché ormai è passato un bel po' di tempo, si tramandano le chiavi di casa, anche se queste case ovviamente spesso addirittura non ci sono più. Ecco. Allora, ascoltiamoci questo messaggio che ci è arrivato stamattina, e niente, la parola a Sami Abu Omar. Allora, la situazione è soprattutto a Khan Younis, al sud, in tutta la striscia di Gaza, dopo il terzo giorno di tregua, la situazione, diciamo, meglio, tranquilla, non senti più bombardamenti, non ci sono più anche cacciabombardieri per il cielo, c'è un po' di tranquillità. Però tutta questa tranquillità la gente sta ancora malissimo, soprattutto perché ci sono sfollate, sono rimaste sfollate, le case sotto sono rimaste uguali. C'è qualcuno che è tornata la gente praticamente per vedere la sua casa come è stata messa, come è vissuta, se riesce praticamente dopo essere bombardata, a tirare qualcosa a trovarsi, soprattutto vestiti per i suoi figli, o tirare qualcosa che lo usa, una ventola, una bombola di gas, una cucina, qualcosa che se lo trova sotto che le può utilizzare, perché qui non ci sono materiali per comprare, perché in tutta la striscia di Gaza non c'è ancora i carburanti, sono entrati soltanto per ospitali, zone dell'UNRWA e altri benefici, però per la gente normale non c'è ancora il gas, non ci sono ancora i carburanti per l'uso domestico. La gente hanno detto oggi che per qualche stazione di carburante che possono fare praticamente per le bombole di gas è stata una fila praticamente lunga più di 2 chilometri, che la gente, ognuno c'ha la bombola di gas, e in fila praticamente c'è qualcuno finora è riuscito praticamente a avere soltanto una metà, sono 6 kg di gas nella bombola, perché quelle che ci sono non ce le bastano. È una fila, perché ce la fai un minuto per viene il tutto, uno ci vuole 6-7 ore praticamente stare fuori sotto il sole. Oggi meno male che c'è il sole, forse domani c'è la pioggia, dipende sulla situazione climatica. Però anche mancano ancora il cibo, perché la gente che sono sfollati, che stanno nelle scuole, perché gli aiuti arrivano a loro da parte di loro. Però altra gente che stanno nelle case praticamente non ci sono, ci pensa a loro, perché anche per esempio la gente possono anche comprare le cose, però non ci sono i negozi, non c'è niente, ancora non è entrata per la commerciante praticamente, o per le ditte, perché se te vuoi andare a un negozio per comprare un biscotto, in tutta la striscia di casa non trovo un biscotto per i bambini, nemmeno
un sneaker, un Pepsi o trovo praticamente un dolcetto, o caramelle o una cioccolatina, non lo trovo per i bambini perché cominciano a chiedere anche queste cose, fai un giro e non trovi niente perché ho girato metà Cagnone, sono trovato niente a comprare per i bambini, le vogliono praticamente delle sneaker, le vogliono cioccolatine e trovato non c'è nemmeno perché tutto è stato isolato. Poi ci sono praticamente le fabbricanti delle sneaker di cioccolato che si trovano a Gaza sono state bombardate perché è stata bombardata tutta la zona industriale perché sta al nord della striscia di Gaza dove anche producono anche tanti prodotti praticamente però non c'è più tutto, anche ci sono anche una fabbrica di medicine al nord è stata bombardata e questa è la situazione a Gaza. Speriamo che questa tregua durerà di più, che la gente anche dopo non si sa perché siamo anche ora all'inverno e tanta gente sono rimasti senza casa e ci sono tanti perché i rifugi non ci stanno e tutta la gente sono ancora stanno per le strade. Ci sono della gente praticamente sono andati lì a casa dove stata distrutta la casa, hanno fatto una tendina sopra la marciere, stavano lì perché non vogliono abbandonare il loro posto perché non vogliono fare un'altra Nakba come quella del 1948 perché tutti vogliono essere radicati praticamente nella loro terra, nelle loro case, non vogliono abbandonare. Perché anche se apre Rafa la gente non va a scappare perché dicono sì, perché dal 48 hanno detto 2 giorni, 3 giorni durerà e poi ritorniamo alle nostre case, quelli che erano nei territori occupati del 48 e finora sono stati passati 75 anni e nessuno è riuscito a ritornarsi, per questo non lo vogliono fare altra Nakba del 2023. Speriamo che il tregua allunga più, gente trovano dopo almeno una pacificazione, soprattutto per i bambini, perché sono tutti traumati e a loro ci mancano tutti i bisogni dei bambini, praticamente manca latte, manca dolcette per i bambini, perché sapete come i bambini, soprattutto perché la maggioranza di voi i bambini sanno che i bisogni dei bambini. Qui a casa quelli non hanno bisogni, non ci sono bisogni per niente, non sono nemmeno il diritto per questi bambini. Si sentono che sono lasciati soli, nessuno preoccupa loro del mondo. Questa è la situazione a Gaza dopo questa tregua. Ecco qua, bene, abbiamo sentito anche questo messaggio di Sami. Rossella, Omar, la nostra mongolfiera la mettiamo un po' in hangar? Nell'hangar? Con la copertina. No, guarda, mi viene da ridere quando dici queste cose, ma riflettevo su quest'ultimo messaggio di Avete Omar in ascoltato Il rapporto Giro anche del a quello Mondo che in 80 raccontava giorni, Sara a sul cura di trattamento Radio degli Nostra. animali. In studio, E mi veniva in mente quella citazione bellissima di Leonardo da Vinci che diceva: verrà un tempo in cui considereremo l'uccisione di un animale allo stesso modo con cui consideriamo oggi quella di un uomo. Lui scriveva qualche secolo fa, però oggi come la consideriamo noi l'uccisione dell'uomo? Quindi forse quel tempo è già arrivato. Guarda, Cosa io siamo ti lascio tornati con questo. addirittura indietro? Hai capito? Cioè, gli animali li stiamo trattando forse meglio degli esseri umani in alcuni casi, guarda, è terribile. No, Oddio. esagero ovviamente, però la cosa per qualcuno purtroppo è vera. Bene, allora appuntamento a martedì prossimo, questa volta sul serio di martedì, ma comunque insomma ci giochiamo anche tante volte, possiamo giocarcela anche del lunedì, bella questa immagine che vogliamo nel tempo. E quindi domani, chi ci ascolta domani, martedì, si trova la puntata già pronta e bella, come tutte le nostre belle puntate che facciamo. E lo diciamo noi, non c'è da mettere in dubbio. Esatto, forse ero troppo vicino al microfono, vedo che andavo sul rosso. E a volte è sempre bene andare sul rosso. Va bene. Secondo me sempre, non una volta, però.
Va Grande bene. il nostro regista, benissimo. Oh, allora appuntamento a martedì. Martedì La prossimo prossima. avremo anche 2 artisti, da quanto pare, e parleremo di altre Vediamo, cose. ma Sarà vediamo. forse un po' più leggera di questa, martedì prossimo. E quindi appuntamento a dicembre, perché siamo già a dicembre, quando mancheranno 20 giorni a Natale. No, ti prego. Beh, è così. È rosso pure quello da un qualche anno. Esatto. Era verde, l'hanno fatto rosso. Va bene. Ciao a tutti, buonanotte. Alla Ciao. prossima.